Le padrone di casa dell'Elpis Volley in completa divisa blu, guidate da Fabio Fontana e Samuele Mestriner, giocano con Eva Pravato alzatrice, Linda Sgnaolin opposto, il capitano Anna Pozzobon e Anna Marcotti schiacciatrici, Verena Finco e Anna Mori centrali, Francesca Momentè libero. Le ospiti trevigiane del General Filter Paese in maglia bianca, allenate da Alfonso Petrone e Roberto Dassi, schierano Giulia Piva alzatrice, Cristina Gallina opposto, il capitano Maria Chiara Zanatta e Jessica Belliero schiacciatrici, Sara Bosello e Giulia Durighel centrali, Serena Pestrin libero. Le ragazze dell'Elpis trovano subito un buon ritmo, ricevendo e attaccando con efficacia da posto 4 con le bande Pozzobon e Marcotti. Le ospiti invece, contratte e poco reattive, sbagliano troppo in ricezione e in difesa, riuscendo a finalizzare quasi esclusivamente con l'opposto Gallina. Con la Sgnaolina al servizio, l'Elpis fa il break, allungando dal 7-6 al 12-6. Il paese continua a sbagliare in battuta, in ricezione, in difesa, agevolando così l'ulteriore allungo delle locali sul 21-12. Le trevigiane hanno un sussulto accorciando il distacco sul 23-19 coi punti di Giulia Durighel e Cristina Gallina, ma è troppo tardi per salvare il set e il muro vincente di Anna Pozzobon dà all'Elpis la prima frazione. Le ospiti danno incoraggianti segni di reazione in avvio della ripresa, anche se l'Elpis mantiene l'iniziativa e il comando, dimostrandosi più efficace e regolare negli attacchi portati dalle bande, più sicuro in difesa, più incisivo e meno falloso in battuta. Spinte dall'esperta Pozzobon e dalla più giovane Marcotti, le ragazze in blu conquistano e mantengono un discreto margine di 3-4 lunghezze per gran parte del secondo set. Per l'Elpis, buona la prova della giovanissima palleggiatrice Eva Pravato, classe 94, lucida nell'operare le scelte e precisa nelle alzate. Bene la centrale Verena Finco sia in attacco che a muro, così come il libero Francesca Momentè in difesa. Il paese prova a recuperare, ma i punti della valida Gallina non bastano a colmare il gap. Con la sontuosa pipe della Pozzobon, l'Elpis si porta sul 24-20, conquistando quindi il secondo set per 25-22 con l'attacco vincente di Anna Marcotti. La fase iniziale della terza frazione vede crescere le ospiti in ricezione e in attacco, sostenute dal braccio potente della Gallina e dalle efficaci fast della centrale Durighel. Le ragazze di casa invece denotano un leggero calo di tensione, forzano meno il servizio, sbagliano in ricezione. Le locali restano in partita tenendosi a stretto contatto del paese, tuttavia nella seconda metà del parziale le trevigiane impongono il loro gioco, dimostrandosi superiori a muro e in contrattacco. L'Elpis gioca sotto ritmo, cala in ricezione, facendo sempre più fatica a effettuare il cambio palla. Le ragazze del General Filter si avvantaggiano sul 19-15, ma rischiano di compromettere tutto sbagliando in battuta e mandando fuori 2 attacchi consecutivi con Zanatta e Gallina. Le veneziane rientrano sul 21 pari, ma nel momento cruciale non chiudono gli attacchi per paura di sbagliare. Le ospiti così hanno buon gioco, neutralizzano le deboli conclusioni dell'Elpis e colpiscono in contrattacco col diagonale vincente di Cristina Gallina, aggiudicandosi il terzo set per 25-22. La situazione per le ragazze in blu peggiora nelle prime battute del quarto parziale, quando agli errori in ricezione si aggiungono svarioni in difesa e attacchi fuori misura. Il livello tecnico scade, in campo si vede ogni sorta di errore. Le evidenti difficoltà della ricezione veneziana si ripercuotono negativamente sul rendimento delle bande, spesso fermate dal muro avversario. Coach Fontana dà respiro alla Pravato, inserendo al suo posto Giorgia Favaron e fa entrare l'opposto Vanessa Casonato per la Sgnaolin. I cambi non producono effetti tangibili, la ricezione dell'Elpis continua a vacillare, l'attacco è inefficace e discontinuo. Le ospiti non fanno nulla di straordinario, ma sbagliano poco, gestendo con intelligenza la buona dote di 5-6 punti di vantaggio, guadagnata a metà frazione. Nell'Elpis rientrano Eva Pravato e Linda Sgnaolin. Il finale è un monologo delle trevigiane, che colpiscono a ripetizione con Zanatta e Durighel, vincendo il quarto set con un largo 25-12. Il tiebreak nasce nel segno dell'equilibrio. Alla fast vincente della Durighel, autrice di una prova più che buona, seguono 2 contrattacchi errati della Zanatta. Le ragazze di casa ritrovano sicurezza e fanno il break, complici gli errori in attacco delle trevigiane.
Dopo uno scambio prolungato, Verena Finco mette a terra il pallone del 6-3 per l'Elpis. Poi altri 2 errori del paese mandano le squadre al cambio di campo sull'8-3. Le ospiti tornano a giocare, anzi a non giocare, come già avvenuto nei primi 2 set. La ricezione salta completamente, l'attacco svanisce, la difesa subisce i colpi di Anna Pozzobon, che spinge le veneziane verso il traguardo. Il finale scorre via senza intoppi per le ragazze dell'Elpis, che chiudono sul 15-10 partita incontro con l'attacco vincente di Anna Marcotti. Ancora una volta, come è successo all'inizio del campionato, non riusciamo a portare a casa una partita importante per pochissimi punti. Speriamo che sia soltanto una partita, per così dire, di passaggio e riusciremo sicuramente a guardare avanti e arrivare perlomeno ad un risultato migliore. Vinti i primi 2 set, bene, abbiamo giocato bene, eravamo presenti come squadra. Il terzo e il quarto per merito anche delle avversarie. Non siamo riusciti a mantenere il nostro solito livello di gioco. Siamo state brave, abbiamo avuto una bella reazione nel quinto set e ci siamo imposte sin dall'inizio e la partita appunto si è conclusa a nostro favore. Una partita che abbiamo vinto al quinto set, lottando fino all'ultimo. Ci siamo perse nei 2 set, il terzo e il quarto, lasciando per strada un po' di concentrazione, un po' di ricezioni perfette. Penso che il nostro obiettivo sia sempre quello di portare avanti il nostro settore giovanile, cercare di far crescere, di dare continuità e per quanto riguarda il campionato di trovare una salvezza il più sicura possibile e soprattutto più velocemente. È molto duro perché il girone è equilibrato, però stiamo lottando già dalla prima giornata, magari anche contro noi stessi, perché molte volte la paura la fa da padrone e gli avversari ne approfittano di questo.